Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Tiene la bocca cucita Mariano Barresi, il pensionato di 66 anni arrestato in queste ore, poiché è ritenuto il presunto assassino di Rosalba dell'Albani, la 52enne uccisa a coltellate, a quanto pare nel sonno, nella casa della madre in cui si trovava per accudirla durante la notte. In via Andrea Costa a Gerratana l'intera zona risulta circoscritta, un via vai di forze dell'ordine impedisce l'accesso ai tanti cittadini ancora increduli per quanto accaduto. È stato arrestato anche il quarto e ultimo componente della banda delle bombe carta che ha terrorizzato le attività commerciali di Siracusa piazzando 3 ordigni esplosivi che hanno causato non pochi danni. L'arrestato è un pregiudicato di 28 anni che la notte del blitz dei carabinieri si trovava nell'isola dei Cavalieri ed era momentaneamente sfuggito alla cattura. La Procura di Catania ha richiesto e ottenuto la misura cautelare dei domiciliari nei confronti di un 38enne catanese accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L'uomo avrebbe vessato psicologicamente, denigrato e minacciato gravemente l'ex convivente, con la quale aveva 2 figlie. Durante la loro convivenza l'uomo avrebbe mostrato ossessiva gelosia e avrebbe continuamente accusato la donna di tradimento. I carabinieri di Catania Piazza Dante hanno arrestato un uomo di 28 anni di Ace e un altro di 32 anni di Palermo per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione personale del 32enne, i carabinieri hanno trovato 3 bustine di plastica contenenti droghe sintetiche, tra cui chetamina, MDMA ed ecstasy, nascoste all'interno dei pantaloni. Successivamente, durante una perquisizione nelle rispettive abitazioni dei due, sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di droga. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18.